Se avete voglia di una vacanza a contatto con la natura, Zenazon ha selezionato per voi 8 agriturismi. Oggi andiamo in provincia di La Spezia e parliamo con Simone del Filo di Paglia. Buongiorno Simone. Buongiorno Michela, ciao a tutti. Sì, Filo di Allora, Paglia, noi siamo precisamente nel comune di Carro, che è un piccolo comune dislocato nella verde Val di Vara, e qualcuno incomincerà a sentire a conoscere la Val di Vara come la Valle del Biologico, perché sono un 50% di aziende sono bio nella valle, quindi è un bel record, sono pochi i biodistretti in Italia e una pratica virtuosa in Liguria, via. un bel risultato, anche perché poi la Val di Vara è bellissima. Allora, tu hai un agriturismo che si chiama Filo di Paglia. Io vorrei già dire una curiosità. Voi siete stati scelti dalla testata giornalistica The Guardian, giusto? Esatto, sì. Un Perché? bel, è stata una bella botta perché sì, non ce lo si aspettava e diciamo che hanno scelto in primis la Val di Vara Certo. come appunto location ecosostenibile, però a livello globale, quindi proprio un articolo su una ventina di destinazioni, la Val di Vara, e all'interno di questi siamo stati citati noi come agriturismo insieme ad altre 4-5 strutture e niente, quindi ho pensato bene di inserirlo nel sito perché appunto Hai fatto benissimo perché è una bellissima curiosità. Allora, raccontaci un po' di storia del vostro agriturismo che è a conduzione familiare. esatto, un agriturismo a conduzione familiare, siamo in 5, i miei genitori e noi 3 fratelli maschi. L'idea nasce, diciamo, dai miei genitori perché prima avevano un ristorante di pesce giù a Cavi di Lavagna, fra Sestri e Chiavari, e poi hanno deciso, appunto, sentendo la puzza della crisi del cos'era, 2009, sì, più o meno in quel periodo lì, e hanno deciso di vendere e trasferirsi in campagna. Quindi un po' forti, diciamo, dei soldi iniziali, sono riusciti a tirare su il progetto e al momento di pensare a come fare, appunto, l'idea era quella di costruire una casa super ecosostenibile che potesse tornare alla terra una volta finito il suo ciclo. E quindi prima si pensava al legno, poi è venuta l'idea della paglia, di una casa di paglia e argilla, quindi proprio più sostenibile di così è impossibile. E dentro la casa di paglia ci sono 2 camere, poi sotto c'è un appartamento e poi abbiamo ristrutturato sempre in bioedilizia un'altra casa, quella che era la villa storica, e altri 6 alloggi, e così 9 alloggi in tutto fra camere, appartamenti e suite. E questa per quanto riguarda, diciamo, la parte di alloggio. Poi sono tutti arredati col mobilio autentico, dato inquadrato o che c'era già nella casa, oppure mia madre aveva un negozio di antiquariato, quindi tutti i mobili sono stati poi portati, diciamo, lì nelle camere. Avete unito l'utile al dilettevole. Esatto. Si sono messi insieme le varie passioni e si è riusciti a trovare un bel mix. Poi mio padre, chef, appunto, avevamo un ristorante e passione per le mucche. Noi fratelli ci siamo inseriti poi dopo perché appunto loro hanno dato il via e noi poi siamo entrati con le nostre passioni. Mio fratello, molto appassionato di vino, ha fatto un'esperienza al Nobo a Milano, poi al Pomodoro a Budapest, ha girato un po' Italia e Europa. E, E tu? e io invece ho studiato naturopatia a Genova, in Piazza della Vittoria, e questa scuola qua che poi mi ha dato la base per continuare a approfondire. Ho approfondito il massaggio cinese e il counseling, quindi propongo anche questo servizio nell'agriturismo. Quindi abbiamo la parte del ristorante, la parte del benessere e le camere, e poi il verde che la Val di Vara offre tutto il resto, diciamo, perché poi le passeggiate e le Cinque Terre comunque a 2 passi, quindi anche per i turismi, per il turista straniero è un pacchetto completo, ma anche quello, ci capita sempre di più che vengano genovesi appunto per farsi un giorno o 2 di relax. Poi adesso se ne sente particolarmente il bisogno perché appunto non si vede l'ora di tornare a fare qualcosa del genere con un po' di relax, un po' di cibo buono, vino naturale, solamente vini naturali perché mio fratello ci tiene, abbiamo più di 100 etichette solamente naturali, da subito sposiamo la filosofia,
ora va abbastanza di moda, però ne seguiamo Mi dietro. hai veramente rubato l'idea anche a me è nata questa voglia di intervistare gli agriturismi, le persone che vivono l'agriturismo proprio per questo bisogno di vacanza, quindi è partita proprio da me questa cosa di andare a cercarvi. Senti, com'è la giornata tipo del gestore di un agriturismo? Allora, noi siamo fortunati perché siamo in 4. Tendenzialmente gli agriturismi, soprattutto in Liguria, sono conduzione familiare, ma di coppia, se va bene, se no una persona da sola. Quindi noi riusciamo a avere parecchia forza lavoro per un'azienda agricola ligure, appunto, perché ci dividiamo le mansioni. Abbiamo la routine mattutina, inizia con le mucche, quindi a seconda del periodo ci siamo principalmente io, mio padre e mio fratello, che vabbè, mia madre si occupa di altro, ma principalmente perché ha paura, perché se no sarebbe una tosta anche lei e potrebbe venire anche lei. Però ci dividiamo un po' e c'è la mungitura a mano, quindi prima la pulizia della stalla, poi la mungitura a mano e poi si fa il formaggio. E non facciamo grandi produzioni, le facciamo principalmente per agriturismo. Ora stiamo iniziando a cercare di regolarizzare un po' tutto per vendere poi anche all'esterno, ai ristoranti. Incominciamo qualcosa su Levanto, su ristoranti vicini e poi piano piano magari ci si allarga. E poi ci sono gli orti, anche quelli preferibilmente la mattina perché è più fresco, questo si parla per l'estate, d'inverno, non ci sono limiti di tempo e poi soprattutto in questo periodo il tempo per dedicarsi a mucche e orti è tantissimo perché non c'è altro da fare. E senti Simone, che razza di mucche utilizzate per il vostro latte e formaggio? Abbiamo una ventina di vacche cabannine con relativi vitelli e il toro. E la vacca cabannina è la razza tipica ligure, dell'Appennino ligure, che nasce principalmente nella zona, nella Val d'Aveto, e poi ci sono varie zone tipiche. Carro siamo riusciti a farla rientrare come zona tipica anche insieme al presidio Slow Food, perché la cabannina appunto rientra all'interno del presidio, e come mucca appunto che era in via di estinzione, quindi ci sono stati un po' di produttori che si sono messi insieme, fra cui noi principalmente mio padre, ora tutti insieme, che appunto hanno pensato di salvaguardare questa razza che non è molto produttiva né dal punto di vista del latte né dal punto di vista della carne, ma è perfetta per il territorio ligure perché si accontenta di poco, si inerpica su per le nostre dolci terre, che proprio dolci non sono, ma sono sempre spesse e ripide, e si accontenta di mangiare molto frugale, quindi perfetta per il nostro territorio. E da questo ci esce un latte molto ricco, molto saporito e dei formaggi quindi fantastici. E per chi ama la carne e non si appunto emoziona a vedere prima la mucca e poi purtroppo la bistecca, la carne è anche molto più saporita e ha una sapidità in più. E, Quali sono i prodotti tipici che avete in agriturismo? allora, noi facciamo come tanti agriturismi, confetture, tutto il trasformato di quello che è l'orto e le mucche donano, quindi i formaggi, facciamo i salumi con le carni e, e poi varie conserve, marmellate, confetture. Sì. Ci stiamo muovendo ancora dal punto di vista della vendita del prodotto piano piano, perché prima ci siamo concentrati sull'offrire il servizio sul posto. Quindi uno viene lì per farsi appunto il bicchiere di vino, il ristorante, la camera e godersi la location. E piano piano siamo appunto anche, il Covid ci ha dato uno sprone in più, cercare di offrire un servizio anche a coloro che sono lontani, diciamo, per offrire appunto il prodotto. E invece cos'è la cosa che apprezzano di più i vostri turisti? Sicuramente è sempre l'offerta completa, perché cioè, la cucina di mio padre rimane, diciamo, quello è sicuro. L'atmosfera che c'è nelle camere e nel ristorante, creata magari dai mobili appunto antichi, dall'estro di mia madre, che poi ha fatto l'istituto d'arte, quindi più o meno sa come gestire le disposizioni, cioè un'atmosfera molto calda e non dico di altri tempi perché non è che siamo andati a sovraccaricare con
a cercare proprio quell'atmosfera lì. È venuta un po' spontanea e naturale, una casa di paglia e argilla con colori naturali, cioè il marroncino che prevale, viene normale poi adattare il mobilio, e quindi è un'atmosfera molto calda, ecco. Molto accogliente. Molto accogliente. E comunque poi, se anche ci sono dei problemi, che nell'agriturismo ci sono sempre, perché poi l'agriturismo nasce come turismo, un'offerta turistica però in azienda agricola, quindi la cosa un po' bruttina, la spina che va a coprire magari la rosa, cioè ci sono, però il cliente va via sempre contento, perché un po' l'atmosfera, un po' il discorso familiare che si viene a creare, un po' la cucina, il vino, escono tutti imbriachi e felici che risolvono i problemi, via. Diciamo che è una vacanza per sentirsi a casa fondamentalmente. Sì. Partendo invece poi dal vostro agriturismo, che cosa c'è da visitare nei dintorni? Allora, la Val di Vara offre tanto a livello naturalistico, però diciamo è povera di paesi grandi, quindi chi ama sicuramente farsi le vasche, come si dice, nei Caruggi, così non c'è tanta offerta. Varese Ligure è sicuramente bellissima, borgo storico antico, a forma circolare, e quella diciamo è la capitale della Val di Vara, anche se Okay. è un paesino molto piccolo, cioè poi le escursioni da fare sono infinite, perché poi abbiamo l'Alta Via dei Monti Liguri e tutti i percorsi di sentieristica che si collegano alle Cinque Terre. Non bisogna immaginarsi i sentieri del Trentino, perché in Liguria diciamo la natura è bella forte, cioè ci sono la spinta del bosco. Bisogna essere preparati per i percorsi in Liguria, bisogna fare un po' di preparazione, ma sono belli, sono mozzafiato, perché hai montagna che va direttamente sul mare. Sono incredibili, sono bellissimi. Va bene, Simone, io ti ringrazio tantissimo per averci aperto la strada di questa nuova rubrica di Zena Zone. Ti faccio un grande in bocca al lupo a te, ai tuoi, a questo meraviglioso agriturismo, e spero di venirci in vacanza. È stato un piacere sicuramente, e ti aspettiamo e sei la benvenuta insieme a tutto lo staff. Grazie mille, a presto.